Buonasera e benvenuti dal Pala Don Bosco, un saluto da Sportisili e Davide Sgroi. Partita valevole per la 13ª giornata, ultima giornata del girone di andata di questo campionato di Serie C1 Futsal, partita fra i padroni di casa del 3M e la Vigor San Cataldo. Agnello guarda uno contro uno, lo sfida, la Rosa, Cella, Soletti, è passato il 13, poi Calvaruso sulla respinta, ha salvato capitano Alessi che non la sblocca. Prima grande occasione, ancora la Rosa, due volte è già il Baruso che cerca l'uno contro uno, poi ancora Cottone servito, riesce a tenere il possesso il giocatore in maglia 10, qua Ricotta aveva chiuso alla grande il triangolo con Calvaruso nell'ultimo tocco disponibile per andare a servire il passaggio perfetto o il destro. Qua stavolta la Rosa punta e calcia, aveva saltato benissimo, aveva in gioco invece la sua partita. Cottone lo chiude e guarda laterale, batte subito veloce De Elisi, gioca il suo primo pallone verso il Ruffolo, il pallone in far salire la squadra. Ha faticato, adesso non si deve andare a chiudere lì in quella fetta di campo, servito il Ruffolo che trova lo spazio, Ruffolo punta, Niccoli saltato, allarga ancora l'ala, Scano è tornato, Fuschi e poi gioca da Virruso, si muove in profondità, ha faticato, l'ha visto proprio Virruso, lancio col Contagini, ha faticato, alza poi con la testa, ha faticato, sblocca il match in qualche modo sul lancio di Virruso, grande stop, poi il pallone si impenna, il più lesto, il più veloce. Questo risultato stavolta Alessi non ha potuto nulla. Agnello fa correre proprio Alessi davanti a Virruso, la prova a scartare, non c'è nulla. Ora Toscano, si muove Niccoli, si muove Agnello, servito quest'ultimo, ancora Agnello, serve ancora Toscano, Virruso. Una gran giocata la Rosa, poi si è perso con l'ultimo tocco, qua Niccoli, gran giocata, due volte con la suola, è passato, Niccoli, suola ancora, Virruso! Da un'invenzione del numero 10, qui la Rosa con tanto spazio, servito Ricotta che va dentro! Che rischio, vuole l'appoggio Granatiere, non lo ottiene, il pallone arriva in qualche modo da Alessi, Cottone chiude, poi Niccoli svirgola tutto! È tornato però bene Anzalone, poi recupera proprio il numero 11, allora ripartire Toscano, doppio passo, ancora Toscano, gioca per Anzalone che adesso è lontano dalla sua zona di competenza e gioca comunque da sbagliato tutto, il tocco di Cottone, Anzalone calcia, rischia Virruso, il pallone rimane lì, Alessi, è arrivato Cottone, vediamo se calcerà. La Rosa carica, sì, lo effettua il destro, era passato però con caparbietà Delisi, un movimento e contromovimento di Ruffolo che voleva provare la giocatona, ha faticato a riconquistare Ruffolo, egoista, stavolta la giocata con l'estremo difensore è contraria, Ricotta accelera però, recupera il 27, dentro il pallone, la Rosa suola destro, ancora Polizzi, ha faticato, sbaglia tutto, adesso un po' di stanchezza si fa sentire soprattutto nelle scelte. Alessi, punta De Elisi, passa Alessi sul fondo, Alessi, area di rigore dentro, è passato il pallone scalzo, Virruso! Aspetta. Ricotta, il pallone è passato verso il 22! Ancora Polizzi a salvare il risultato e allora ancora in gara gli ospiti, c'è il vantaggio per il fallo su affaticato, il pallone passa proprio in 6! E il pallone entra, è un 2-0 importantissimo a 3 minuti dalla fine, mette dentro il secondo gol, il 3M con affaticato, servito benissimo nei padroni di casa, Granatiere, Niccoli, il pallone da Agnello con la punta, subito Toscano, serviva questo agli ospiti, partita totalmente riaperta, è durato pochissimo il doppio vantaggio dei padroni di casa. Niccoli, alla fine
quinto uomo in campo ancora una volta per la Vigor. Addio, calcia Piccoli, Virruso, ma deve soltanto battere Virruso affinché arrivi il triplice fischio che arriva adesso. Suono della sirena, 3 punti a casa per il 3M, partita soffertissima, ci ha creduto fino all'ultimo la Vigor San Cataldo.